tutti, voglio ringraziare tutti quanti per essere qui oggi, soprattutto a parlare di un argomento così importante, perché io oggi sono qui in veste di Miss Italia Veneto, ma ancora prima di essere una Miss Italia Veneto, sono una ragazza che come tante altre fa parte dei giovani di oggi. E noi giovani si sa, siamo il futuro. Però c'è da dire una cosa, vi voglio invitare a pensare a queste parole. Cioè, noi possiamo avere la fortuna di costruirci il nostro futuro, ma soprattutto grazie alle basi, ai pilastri portanti del nostro presente. E chi, se non la parola nonno o nonna, incalza benissimo questo, che sarebbe il nostro passato? Dobbiamo pensare che la mascherina sì, conta per proteggerci, conta per proteggere i nostri nonni, i nostri familiari, i nostri amici, ma soprattutto conta per proteggere noi stessi e le altre persone, ovviamente. E volevo ringraziare appunto per questo il nostro caro architetto Valerio Pascal, perché appunto ha avuto la possibilità di fare una campagna veramente molto molto sensibile, perché noi giovani molte volte veniamo incolpati di questo perché diciamo siamo parte della movida giornaliera, invece non è solamente colpa dei giovani, è colpa di tutti, perché dobbiamo essere responsabili ognuno nel nostro piccolo. Grazie. No, io ci sono passato anche per motivi, diciamo, non proprio bellissimi, però durante il lockdown ho cercato di aiutare, anche perché la sensibilizzazione comunque della sensibilità della nostra società, della nostra squadra, ha portato anche un aiuto al Comune di Venezia in quel caso, e quindi io sono stato, essendo chiuso in casa, sono stato disponibile poi a contribuire, a portare delle mascherine in tutti i residenti del comune, quindi ero già sensibile a marzo a questo tipo di idea, quindi è una cosa che ovviamente è importantissima, soprattutto in questo momento, perché come dicevo prima, non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in questo momento dove si sentono dei vaccini che vengono fuori, però ovviamente non si sa né l'esito, si spera ovviamente che sia quello che dicono, quindi con percentuali altissime di guarigione, di prevenzione, ma comunque non si sa neanche quando andremo a farlo tutti, quindi è una cosa che richiederà del tempo e non dobbiamo abbassare in questo momento la guardia, dobbiamo cercare di continuare a prevenire con le mascherine, con l'igienizzazione delle mani e tutto quello che sappiamo, quindi è una cosa fondamentale. Prima dicevo, io ho avuto un episodio, sono risultato positivo 2 mesi fa al Covid, quindi ho una testimonianza ovviamente non positivissima, però per fortuna mi reputo da questa parte fortunato, non l'ho preso in maniera fortissima, però è una cosa che comunque ti lascia a livello anche psicologico, come dicevi, dei segni, perché comunque, come è stato durante il lockdown, stare chiusi a casa di punto in bianco determinati giorni, senza magari poter fare niente, senza, dopo ovviamente col man mano del tempo riesci magari a inventarti qualcosa, però a livello psicologico è qualcosa di importante da sostenere, e in questo caso anche la mia esperienza, che sono stati 21 giorni chiusi in casa proprio neanche senza poter andare a fare la spesa, è stato qualcosa di ovviamente diverso dalla normalità e non positivissimo, bellissimo, quindi per quello dicevo che ti lascia qualcosa e ti segna, però sono sensibile all'argomento e niente, cerco di ovviamente mantenere, pur avendolo avuto, pur nonostante comunque quello che mi dicono i medici, che in teoria qualche anticorpo dovrei averlo sviluppato anche con le visite che ho fatto, però ovviamente non bisogna mai sottovalutare la cosa e anzi continuare a mantenere, come dicevamo, tutte le misure di sicurezza.